La musica esiste solo di due generi che suono da praticamente tutta la vita. La chitarra ce l'ho sempre avuta tra le mani, però è vero, mi sono sentito attratto in qualche modo comodo dentro molte forme musicali, molte forme espressive. Non solo con la chitarra, anche col canto, ho avuto una lunga, per cui, 10 anni di esperienza cantautorale. Ma guarda, ti dico una cosa, rubando le parole a un grande davvero, che era Louis Armstrong, che diceva la musica, secondo me, e io concordo con lui, esiste solo di due generi, c'è quella bella e quella brutta. Quando te la senti davvero, quando è l'espressione sincera del tuo essere, che sia conveniente, che sia da un punto di vista di marketing fallimentare, non mi interessa, non mi è mai interessato. Quando sei tu davvero è musica bella. Quando lo fai cioè lo fai non perché lo senti, ma in virtù di forse qualche vantaggio che ti può creare, forse inizia a essere musica brutta, anche se può essere fatta con mestiere, quindi con perizia, da un punto di vista tecnico fatta bene, però non mi entusiasma. Quindi sì, mi sono fatto, come si suol dire, da un punto di vista del marketing, autogol un sacco di volte, perché a un certo punto proprio in un genere non mi sentivo più a mio agio e semplicemente ho cambiato. In barba al fatto che convenisse o meno, non me ne è mai fregato niente di questa cosa.